Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti. Ben ritrovati gentili amici e amiche alla visione all'ascolto per quanto riguarda questo appuntamento con le notizie flash dal Friuli Venezia Giulia. Dunque andiamo a vedere cosa è successo nelle ultime ore. Incidente stradale a Basaldella di Campoformino, poco dopo le 8:30 di questa mattina, sulla rotatoria principale, coinvolte una bicicletta e un'automobile. Sul luogo del sinistro, un'ambulanza giunta dal vicino nosocomio e la polizia locale dell'associato Campoformino Pozzolo del Friuli per i rilievi di legge. Il ciclista, 29enne, residente nella zona, è rimasto ferito ed è stato trasportato per accertamenti all'ospedale di Udine. Illesa invece la conducente dell'auto, una 31enne di Teglio Veneto. Disagi al traffico per permettere poi le operazioni di soccorso e rilievi di legge. Adesso andiamo a Trieste per un incendio, anzi un triplice incendio, perché 2 auto e un camper a fuoco nella notte in Borgo San Sergio. I mezzi parcheggiati all'esterno sono stati distrutti dalle fiamme. Intervento dopo le 3:30. Sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Muggia, supportati dai colleghi del comando di Trieste. L'intervento si è concluso poco prima delle 6. Non ci sono comunque feriti. Per chiarire le dinamiche indagano gli agenti della squadra volante della questura giuliana. Tutte le ipotesi al vaglio. E ora cambiamo completamente argomento, si avvicinano le elezioni amministrative anche in Friuli Venezia Giulia. Allora andiamo a sentire cosa ci racconta l'assessore di competenza Roberti. Assessore Roberti, approvata dall'Aula la norma che modifica la legge elettorale del Friuli Venezia Giulia. Quali sono le indicazioni che vengono recepite con questo provvedimento? Noi con questo provvedimento intendiamo tutelarci. Sappiamo che nel corso del 2020-2021, a causa dell'emergenza pandemica, sono state introdotte dallo Stato, dal governo centrale, delle misure per mitigare l'effetto delle procedure elettorali per la diffusione della pandemia. Noi le abbiamo recepite ogni volta in legge. Questa volta ci troviamo in una situazione particolare perché non soltanto la pandemia purtroppo ancora non è passata, ma ci troviamo un po' in una fase transitoria in cui ancora non sapremo quali misure verranno adottate dal governo con il decreto che fisserà la data delle elezioni amministrative. Se ci saranno ancora, per esempio, i seggi garantiti per i quarantenati o chi è soggetto a isolamento, se ci sarà la necessità di diminuire il numero di sottoscrizioni e ancora se ci sarà qualche indicazione particolare sul numero di giornate, perché vi ricordo che nel 2020-2021 le giornate e le operazioni di voto si sono svolte nella giornata di domenica e di lunedì, contrariamente a quanto avveniva normalmente. Noi con questo disegno di legge semplicemente ci adeguiamo a quelle che saranno le indicazioni di carattere statale in materia, in modo da poter già preparare i nostri comuni sul fatto che nel momento in cui faremo la delibera aspetteremo le indicazioni dello Stato su eventuali protocolli e potremo partire con le operazioni di voto. In più abbiamo un'altra incognita che è quella relativa al referendum. Sappiamo che ci sono altri 5 quesiti referendari che dovranno essere sottoposti al giudizio degli elettori, non sappiamo ancora quale sarà quella data e non sappiamo se ci sarà anche quest'anno l'abbinamento o no con le elezioni amministrative, e anche qui nel disegno di legge introduciamo una tutela in modo da poter uniformare tutte le varie procedure. Insomma, abbiamo fatto un primo passo per poterci mettere al pari con lo Stato e poter affrontare quella prossima fase che sarà semplicemente la delibera della fissazione delle date. Bene, è tutto, grazie come sempre per la visione all'ascolto. Ulteriori notizie sul nostro sito friulitv.net oppure attraverso le pagine social a noi collegate. Grazie per la visione all'ascolto e non resta che augurare, vista l'ora, buon appetito a tutti. Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti.